Siamo in compagnia di Gabriele Marini, che è stato sindaco di Gemona del Friuli e che fu anche assessore proprio negli anni 70, nel periodo in cui poi ci fu il terremoto qui a Gemona, un terremoto terribile che portò devastazione, quasi 400 persone. Oggi possiamo vedere però una Gemona rinata, bellissima, dove non c'è quasi segno di quello che è accaduto, anche se, lo ripeto sempre, sono segni che rimangono nel nostro cuore, indelebili. Certo, posso dire diciamo così, per presa diretta, io ero già consigliere comunale il 6 maggio del 76 ed ero negli uffici del comune. Gli uffici del comune che sono qui vicino, in un prestigioso palazzo del 1500 che ha retto per fortuna bene. Ha retto bene, anche mi sono rifugiato in un tavolo per paura di calcinacci, però sono riuscito a uscirne e purtroppo la devastazione che ho visto è inimmaginabile. Questo mi ha colpito molto e credo ha colpito tutti, perché è stato un momento, innanzitutto la prima settimana, la tragedia e il recupero delle persone. Dopodiché è iniziata quello che è stata questa lunghissima cavalcata, lungo 10 anni, per la ricostruzione, dove hanno primeggiato senz'altro i cittadini friulani in genere, di Gemona in particolare, ma con l'aiuto indubbiamente determinato delle istituzioni. Bisogna dire che il modello Friuli ha funzionato molto bene e questa fiducia che lo Stato ha avuto della Regione e la Regione ha avuto dai comuni, sui sindaci in particolare, è stato premiato dalla velocità e soprattutto dalla pulizia di quello che è stato tutto l'iter della ricostruzione. Ecco. Avete lottato per riportare in alto il Friuli, è nata la protezione civile, bisogna lottare affinché questa realtà rimanga sempre viva, non venga messa in discussione, perché quello che ha fatto la protezione civile, quello che hanno fatto anche le istituzioni e i sindaci è stato un qualcosa di grande. La protezione civile è nata dall'esperienza del Friuli, dal punto di vista formale è nato un po' dopo, però qui è nato quello che è stato l'idea, la formula, ovvero quello volontariato, forze armate, vigili del fuoco, e questa unità coordinata nei primi momenti dal illustre e mai indimenticato commissario Giuseppe Zamberletti, ma poi dopo dai sindaci e dalla regione. Questa è stata l'arma vincente e che tuttora continua a essere una cosa molto importante nella nostra realtà. Senta, dietro di noi abbiamo il meraviglioso Duomo di Gemona che subì purtroppo dei gravi danni a causa del terremoto, poi ci fu la ricostruzione, oggi è davvero un autentico gioiello, vero? Certo, l'edificio è molto antico, probabilmente era prima del 1000, ma quello che vediamo adesso sono le vestigia della costruzione iniziata nel 1290 e completata nel corso del 1300. E così è stata fino al terremoto. Queste bellissime sculture che vediamo sono tutte originali del 1300-1350, compreso il bellissimo rosone e anche le sculture. E il terremoto purtroppo ha distrutto l'ala destra del monumento, e però il colonnato interno ha retto, anche se molti entrano e vedono che sono le colonne leggermente storte, perché purtroppo si è piegato tutto verso destra, però non è crollato. Quindi è rimasta una vestigia di quello che era l'originale, come anche nella facciata. La facciata fortunatamente non è crollata e quindi gran parte delle sculture che sono qui sono originali. Senta, che cosa augura alla Gemona di oggi e a quella del futuro? Ma ormai siamo arrivati al punto con 50 anni che bisogna cominciare già a mettere a posto quello che si è fatto negli ultimi 50 anni, e per la verità l'amministrazione attuale e anche le precedenti hanno sempre ormai già incominciato a capire che il com'era dov'era, che era il nostro mantra, ovvero diciamo, l'indirizzo era quello di conservare,
adesso ha bisogno di un ulteriore approfondimento, e quindi il progresso, il cambio di paradigma, il commercio che è modificato completamente, lo svuotamento in parte delle piccole attività commerciali nei piccoli centri storici sono interrogativi che in qualche modo gli amministratori dovranno affrontare. Allora, vorrei solo accennare, perché credo che il dolore sia ancora troppo vivo e presente nei sopravvissuti, nelle persone che hanno portato avanti fino adesso la ricostruzione non solo così materiale, ma anche spirituale di queste persone. Ho avuto a scuola un bambino, quando insegnavo, di nome Simone, la cui storia mi ha profondamente colpito, come ha colpito credo tutta l'Italia. Simone aveva 2 mesi quando rimase insieme alla sua mamma sotto le macerie a Gemona e venne allattato fino a quando la madre la mattina venne trovata insieme al bambino. Non morì subito, la mamma morì il 23 maggio di setticemia, aveva perso prima il piede e poi una gamba. E Simone è rimasto sempre nel mio cuore come un bambino così educato, istruito dai nonni che lo avevano preso in affido, in adozione. Un'altra storia che mi ha colpito molto è di questo ragazzo, aveva 16 anni all'epoca, proveniente sempre da uno dei paesi qua del terremoto, che quella notte lì, del 6 maggio, era andato a Udine a fare le prove con il coro e tornando indietro, arrivando nel suo paese, trovò sua mamma sotto le macerie. E quello che lui si ricorda è che quel giorno lì sua mamma gli aveva attaccato nella fretta un bottone della giacca con un colore differente e lui tiene ancora questo bottone con il filo differente e io ho pensato che è come mantenere un cordone ombelicale con questa mamma che non c'è più. E quante pietà, quante Vesperbild si sono scolpite in quella notte, è difficile da dimenticare. E insieme così agli aiuti materiali che ricevemmo da tutto il mondo, ci fu sicuramente anche un ruolo importante per gli aiuti spirituali in quei momenti. Cito a memoria, ma solo perché sono stati dei miei grandi amici, i sacerdoti e le suore che in quel periodo hanno aiutato. Ricordo in modo particolare i gesuiti che vivevano nella baraccopoli del vivevano dagli Stimatini nella baracca della ex scuola che era stata distrutta, Don Beniamino Guidotti e Don Mario Witt, che seguivano appunto la pastorale all'interno della baraccopoli del tiro a segno. Don Mario Witt, gesuita, che poi diventò il direttore del famoso Collegio Antonianum di Padova, seguiva anche in quel periodo gli scout e scrisse nelle sue memorie delle annotazioni molto forti, molto importanti anche. La sua formazione poi era quella della facoltà di sociologia di Trento, per cui fece tutta un'analisi molto profonda che trasmise sempre al vescovo, all'epoca era Monsignor Battisti. Un'altra figura importante, sempre nell'ambito delle mie conoscenze, è stata ed è ancora Suor Fides, che opera nella comunità di Bordano. E altri sacerdoti, da Don Lorenzo, da Don Giulio di Bordano, fino ad arrivare ad una figura veramente forte, emblematica della comunità di Osoppo, Don Max e soprattutto Don Dino Pezzetta, che scrisse anche nel 2015 questo libro
Teremotus, con i suoi ricordi di quel periodo, proprio delle annotazioni precise, da quando tirò fuori i cadaveri morti dalle macerie di Osoppo, le due sorelline di 3 e 1 anno che erano ancora abbracciate, fino all'esperienza delle tendopoli. E lui in questo libro racconta anche una frase che divenne celebre. Lui stava ancora seppellendo, benedicendo le salme, seppellendo i morti, quando una giornalista della Reuters gli chiese: ma lei, Don Dino, crede in Dio? E lui rispose: non lo so. Che non è no, non ci credo, ma era in fondo la domanda, questo non sapere che tutti ci stavamo, una risposta a questo non sapere che noi tutti ci stavamo facendo in quel momento. Non ci sono più né Don Dino né Don Mario, e che per loro insomma ci sia un posto speciale nel mio cuore e in cielo.